12:15, il nuovo bollettino dei medici che tengono in cura il paziente zero allo Spallanzani di Roma. In serata il paziente ha presentato un rialzo febbrile ed un peggioramento delle condizioni cliniche e dei parametri ematologici, riduzione dei globuli bianchi e delle piastrine. I parametri della funzionalità epatica e renale sono normali. Nel corso della notte c'è stato tuttavia un progressivo miglioramento con riduzione marcata della temperatura. Le condizioni del medico volontario di Emergency in Sierra Leone si sono poi stabilizzate dopo l'introduzione nella terapia antivirale di un plasma convalescente, proveniente cioè da pazienti che hanno sconfitto il virus e che è arrivato in sole 4 ore dalla Spagna. Il plasma prezioso è arrivato dalla Spagna grazie ad una catena di supporto e di solidarietà internazionale. Ministero della Salute italiano e spagnolo, AIFA, Ospedale Universitario La Paz di Madrid, Scientifica, Coordinamento Internazionale per la Gestione dell'Ebola dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, delle società farmaceutiche e delle società di trasporto. Il tutto è stato effettuato con una grande partecipazione umana. La lotta contro l'Ebola, lo Spallanzani, è innanzitutto una lotta contro il tempo. La mobilitazione immediata e allargata a tutti i paesi dell'Europa è indispensabile e realizzabile anche grazie alla credibilità scientifica e professionale che l'Istituto ha guadagnato negli anni. Ma è anche una questione di cuore e di passione di medici che hanno la preparazione e il coraggio di sfidare il virus a viso aperto. Il nostro lavoro è questo, il nostro lavoro è fare i medici e farli in tutte le condizioni. Chiaramente ci sono persone che possono e persone che per motivi fisici non possono fare questa attività, però devono affrontarlo tutti quanti nella maniera migliore, con grande senso di umanità, perché abbiamo di fronte un'altra persona, nel caso specifico un collega, con una infezione che ha contratto mentre faceva un'attività umanitaria.